Buona giornata, bentrovati. Ultimo appuntamento della settimana, quello del venerdì come di consuetudine. Mirko Villanova in studio, le principali notizie che vediamo dal mondo sportivo, sempre sulla nostra web tv www.venetoglobe.com. C'è agganciata anche l'audio, cioè l'audio di VG Radio, e naturalmente potete scaricare l'app per avere il tutto comodamente sui vostri smartphone, sui vostri telefonini. Per chi ama invece ancora il modo televisivo normale, digitale terrestre, Caffè TV 24, l'emittente del Nord Italia che per quanto riguarda Veneto e Friuli Venezia Giulia trovate e captate sul canale 95. Andiamo a vedere le principali notizie di oggi. Allora, naturalmente partiamo con il calcio, questa benedetta ripartenza. La ripartenza del calcio, si parla adesso di manovra con aiuti per 21 milioni di euro, soldi alle 3 leghe, calciatori e tecnici. Poi si parla di algoritmo che fa arrabbiare tutti. C'è un accordo tra la FIGC e la Lega che è più vicino e oggi verrà presentato il modello con la variabile casa trasferta. Poi la parola passerà ai club. La Serie A femminile intanto, perché c'è un po' di diversità e non si capisce con la Serie A femminile che è in difficoltà per una possibile ripresa. Dopo il no dei medici, scettiche pure anche alcune società. La FIGC infine ha stanziato 700.000 euro per aiutare questo protocollo al femminile. Il mercato si muove ancora su Rangnick, che potrebbe essere il tecnico del Milan, si dice, no? Beh, vorrebbe portare in rossonero Florentino Luis oppure Bakayoko e uno tra Milic e Jovic. Ibrahimovic invece confermato per lui lo stop di 4 o 5 settimane per il suo polpaccio dolorante. Alla Juventus si ferma anche Higuain, risentimento per lui alla coscia. Alla Lazio fa crack invece Milinkovic con un ginocchio che fa preoccupare. Ad Appiano Gentile invece il tecnico Conte sta facendo lavorare l'Inter senza sosta. Sono 28 giorni di lavoro senza sosta, vi dicevo, con soli 3 giorni di riposo. Andiamo a Napoli che pensava già di avere l'accordo con Osimhen, ma invece si è trattato, almeno così dice anche il giocatore, di una fake news proveniente dalla Nigeria. In Serie B tutto normale, non ci sono grosse novità, si inizierà con Ascoli Cremonese che sarà l'anticipo, l'antipasto il 17 e poi via al campionato con play-off e play-out. Anche per quanto riguarda la Lega Pro ci sono ancora molti dubbi circa la conclusione dei campionati, ci saranno anche qui play-off e play-out che non piacciono a nessuno, però questa secondo noi sarà la soluzione che verrà presa e verrà portata avanti. La cronaca regionale e trevigiana, in questo caso quest'oggi la apre il basket trevigiano con la TVB De Longhi che dopo Carroll sembrava avesse scelto il play titolare, l'americano Dwayne Russell, 24 anni, 1,80 m, ma la società trevigiana e l'agente del giocatore stesso hanno smentito le voci di accordo. La società trevigiana, come detto, potrebbe perdere anche Fotu in predicato di passare alla Reyer Venezia di De Raffaele, mentre Matteo Chillo prolunga il suo contratto e rinnovato con i trevigiani, quindi sarà un giocatore dei trevigiani anche per quest'anno. Al Benetton Rugby invece, dopo i rinnovi dei piloni Appia e Traoré, si guarda alla riapertura completa da lunedì prossimo degli impianti della Ghirada, che potrà rivedere anche il settore giovanile del Benetton e le Red Panthers al femminile, quindi cominciamo a vedere qualcosina in più. Un femminile, tra l'altro, che ricorda dopo un anno, è passato un anno appena, la vittoria dello scudetto del Villorba Rugby, che ora arricchirà la sua cittadella di Villorba, quella situata vicino nelle vicinanze del Palaverde, tanto per intendersi, con nuovi campi e nuove strutture che sono in attesa di far ricominciare ad allenare e giocare le giocatrici e i giocatori del Villorba Rugby. Andiamo al tennis di Treviso, ci siamo già stati l'altro giorno per il calcio Treviso del presidente Sandri che ha presentato il suo nuovo tecnico per la stagione 2020-2021 che ancora non si sa quando partirà e se sarà Treviso in promozione oppure in eccellenza. Dopo aver sentito l'altro giorno Enrico Cunico, il nuovo tecnico, oggi sentiamo il presidente Luigi Sandri.
Presidente, gliel'ho chiesto in conferenza stampa, che annata è stata? Stranissima perché sto Covid ha un po' cambiato tutto, ma lei si ritiene soddisfatto oppure no? Ed è pronto a ricominciare, la vedo carica. Sì, sicuramente è quello che non deve mancare sono le motivazioni. È evidente che veniamo da un'annata che ha dell'incredibile sotto tutti i punti di vista, e dove le aspettative erano importanti, dove i risultati languivano, dove per contro comunque tutto il resto è andato come doveva andare per quel che riguarda l'implementazione della società, della struttura del consorzio e quant'altro. Sono fiducioso perché comunque questo anno, questo primo anno è stato un anno dove abbiamo accumulato anche qualche errore e dove faremo tesoro di questa esperienza. Però non tutto è negativo perché, ripeto, ci sono delle cose e la struttura, come dicevo prima, che ci consente di guardare con fiducia al futuro prossimo. Fiducia che vuol dire aver accasato un mister che sicuramente è esperto, sia che sia di promozione che di eccellenza o anche di Serie D, insomma, però tra promozione ed eccellenza cosa vorrebbe fare? No, beh, è evidente che noi io voglio, ma tutto il direttivo, la società vuole fare l'eccellenza e qua purtroppo devo sottoscrivere i cori dei nostri tifosi quando decretavano che questa categoria è un'agonia. Effettivamente io, con tutto il rispetto del calcio di promozione, ma erano tanti anni che non lo vivevo in prima persona e effettivamente poi è stato un po' esasperato anche in questo frangente, perché noi eravamo la squadra da battere in tutti i costi, quindi non importava come, ho visto tanto agonismo e magari anche poco gioco del calcio. Ecco, quindi spero veramente di non fare un altro anno di agonia. Sandri, cosa aspettiamo adesso? Aspettiamo soltanto che ci dicano e vi dicano partire. Sì, assolutamente sì, perché le strutture, come vedete, sono pronte per accogliere le attività e abbiamo anche, per quel che riguarda il settore giovanile, una certa effervescenza sia da parte degli allenatori e responsabili che da parte dei giocatori e dei ragazzi stessi, per cui effettivamente dobbiamo partire e speriamo che appunto le condizioni e le circostanze ce lo permettano il prima possibile. Questo è il presidente Luigi Sandri del Calcio Treviso e allora siamo andati a parlare di calcio e siamo andati e andiamo adesso a parlare di calciomercato. Lo facciamo come ogni venerdì, anche se dalle prossime settimane avremo una rubrica proprio con il collega Flavio Cipriani per aprire una finestra proprio ed essenzialmente sul calciomercato per inquadrare questo momento che è un momento particolare, un momento importante per tutte le squadre. Buona giornata e ben trovato a Flavio Cipriani. Grazie, buongiorno a voi. Siamo in collegamento con lui e allora Flavio si parla, ne abbiamo parlato la scorsa settimana puntando gli occhi su attaccanti, centravanti in particolar modo. Mi pare che non si discosta di tanto, l'attenzione è lì. Sì, in queste ultime ore sta lievitando questa attenzione, ma soprattutto anche sugli allenatori, e i centravanti rimangono sempre la merce pregiata del calciomercato estivo. Tutti cercano di accaparrarsi il migliore o quantomeno il più prolifico, stante i numeri dell'annata precedente. A volte ci beccano, a volte sbagliano, a volte non rientrano nei piani, ma sicuramente tutte le società hanno come miro principale il centravanti. Ma io direi di partire subito in questo fine settimana ancora dalla Lega Pro, perché l'Albino Leffe ha puntato gli occhi su due giocatori del Legnago, vale a dire il centrale Bondioli ex Sant'Arcangelo e l'attaccante il giovane Kakir, un under molto prolifico e soprattutto valido per quanto ha dimostrato in questa stagione nelle file della formazione biancoceleste. Per quanto riguarda invece il portiere, in uscita proprio dal Legnago il 99, l'estremo Enzo, che era di proprietà del Venezia. Enzo è svincolato e potrebbe interessare la Virtus Vecom Verona, che cerca un portiere. In alternativa c'è Sourdis, estremo giovane del Charlis Muzzane. A Verona invece sponda Vecom arriverà puntualmente, e lo ha anche ammesso il dirotecnico della formazione veronese, Adriano Zuppini.
dove arrivare Andrea Carlevaris, un 2000, classe 2000 del San Luigi Trieste, che si è rivelato quest'anno un vero talento in Serie D, ricordando che poi a 16 anni poteva passare alla Juventus. A Campodarsego invece Tony Andrucci, contattato l'altra sera, ci ha rivelato alcune cosine, che c'è intanto l'attesa per capire bene se il club sarà promosso in Serie C, in Lega Pro, come è stato annunciato, ma sui giocatori ancora non si è ancora allargato, annunciando invece che dei componenti della rosa titolare 8 undicesimi saranno ancora in campo in Lega Pro. Il capitolo invece allenatori guarda un po' alle panchine di Friuli e Veneto, con Patrick Bertino, che molto probabilmente andrà a occupare la posizione lasciata libera da Max Monassa alla Charlene Muzzane. Patrick Bertino, che dopo l'esperienza iniziale alla Manzanese è andato a ricoprire il ruolo nelle regionali juniores della fase nazionale. Patrick Bertino quindi rientra nel calcio attivo di club proprio con il Charlene Muzzane, dove doveva sedere invece Gigi Sandrin, che lasciava almeno dalle prime notizie il San Luigi, ma Gigi Sandrin purtroppo con il lavoro è un concorrente di Zanutta, e quindi proprio per non entrare in collisione lavorativa Gigi Sandrin ha lasciato un po' perdere questa situazione proprio per la combinazione lavoro e calcio. Poi andiamo in ordine. La conferma di Gianluca Zattarin al Franciacorta, che è l'ex Adrense. Fabrizio Zuccarin dello Scardovari tentenna sulla sua riconferma, sta valutando certe cose che invece vanno in porto. Oggi alle ore 17 ci sarà la presentazione di Stefano De Agostini al Portogruaro, me l'ha confermato proprio nelle ore precedenti a questa trasmissione. Poi Matteo Carrer, che lascia il Sant'Elena Silea, conferma invece per Paolo Zanon, mister al Rosà, dove lascia Fabian. C'è questo Marco Mariotti dell'Atletico Gallo Colbordolo Marchigiana, formazione marchigiana dell'eccellenza, che potrebbe lasciare il tecnico, che da primi indizi ancora di qualche settimana fa era nelle mire del San Fior in seconda categoria. Poi il San Venemiano ha D'Afrè come tecnico nel Merino, ma ci sarebbero anche altri mister in attesa. Poi guardando un po' ancora in giro per il panorama dei dilettanti, c'è un'attenzione per Checco Feltrin, e questa arriva dal Friuli, dal Chions, che potrebbe avere anche puntato gli occhi su Colman Castro, che ha lasciato il Caldiero Terme. Entrando nel capitolo invece della Serie D, il Trento sta facendo sfracelli in giro per l'Italia, è pronto a assicurarsi Gigi Scotto, 54 presenze in 2 stagioni al Mantova, 32 gol in casacca virgiliana, e quindi Gigi Scotto potrebbe essere il centravanti ideale per la formazione di Carmine Parlato. Per quanto riguarda il Cobra Corbanese, che passo indietro per Simone Corbanese, che resta il Belluno, annunciato alla Lucchese o alla Feltrese. Rimane a Belluno. C'è stata un po' una coordinazione da parte dei suoi compagni, che hanno spinto la società a desistere da questo taglio, e quindi il Cobra è rimasto a Belluno, come stanno rimanendo o stanno dando l'ok certi suoi compagni che non trovano in Masoc concorde in questa sua decisione, in quanto Masoc potrebbe andare direttamente, come annunciato, al Sedico. 2 minuti finali. Martino della Clodiense è destinato alla Lega Pro. Al Sedico ancora, oltre a Rivi che abbiamo annunciato l'altra settimana, c'è l'attenzione su Poletto Segalina dell'Este, Poletto del Mestre e Severini del Mestre, centrocampista, attaccante e libero, mentre lasciano Bidogia, Sakayeva, Bonafà e Vigo, che lasciano Belluno. L'Adriese darà il via libera a Beltrame, poi Filippini non resta al Chios, la Clodiense si accaparra dall'Ara dal Caldiero Terme, Colman Castro lascia Caldiero, come già annunciato, curiosità da parte del Chions, mentre il Caldiero Terme si è portato a casa Marcos Nze dall'Ambrosiana, difensore centrale, ma libera nel contempo Falchetto, che va al Cerea, Boudra, che dovrebbe finire all'Arcella, mentre il giovane 2002 Martone ritorna all'Hellas Verona dopo le apparizioni in Serie D. Cartigliano con Pellizer nuovo libero. L'Ambrosiana si è liberata del portiere polacco Zelewski, che era arrivato dal Brighton, degli inglesi del Brighton. Oltre a Zelensky c'è la partenza di Santuari e del centravanti Lauricella, che torna nel Bresciano. Virtus Bolzano con Cia, ex trequartista del St. Georgen un paio di anni fa al Delta Porto Tolle, è il nuovo innesto. Ricky Bolzan, ex difensore del Cordignano, capitano del Taranto, Nocerina e Campobasso, e ricordiamo in partenza da Cordignano al Modena.
potrebbe essere il nuovo direttore sportivo del Campobasso. Siamo in chiusura, Flavio. Ancora due cosine, Treviso, andiamo a Treviso perché sì, nella Marca, ecco, con l'entrata di mister Enrico Cunico, sicuramente ci sarà un blocco di suoi ex al San Martino, potrebbe arrivare Baido per ricoprire il ruolo che potrebbe lasciare vacante Morbioli, conferma invece per Spadari e Beccaro i suoi uomini d'oro, e poi al posto nuovo Sabadin rimane, mentre Meneghetti, centravanti dell'Uniondese, passa all'Eurocalcio di Marco Fabian. Vuk Kvektovic invece piace al Tombolo, il centravanti che era all'Union QDP, mentre Franco Ballarini, ex Vigasio, ex Dro, dalla Bielfiorese dovrebbe andare al Villafranca. Gazzola e Di Giuseppe, attaccanti del Calvinovale, lasciano il club. Parlavamo l'altro giorno di Stefano Andretta, si sa nulla? Novità? Ma c'è un po' allenatore del Porto un Mansueto, intruglio di notizie, in quanto Stefano Andretta... è vero che lo vorrebbero a Vittorio Veneto? Ma c'è anche questa direttrice che potrebbe portarlo proprio a Vittorio Veneto, in quanto il Porto Mansueto si era indirizzato, come avevamo detto la scorsa settimana, lunedì, per la precisione, di questo interesse per Cominotto, che ha declinato la possibilità di arrivare a Porto Mansueto. Come avevamo anticipato, c'era l'incombente presenza di Rossitto, che oltre al Friuli, ma è rimasta solamente una squadra per Rossitto in Friuli, in quanto la copertura di Stefano De Agostini oggi al Portoguaro toglie uno spazio anche a Rossitto, che avevamo anticipato anche lunedì. Quindi tutto da vedere per Stefano. Stante la riunione tecnica, la riunione di società del Vittorio Veneto per il giorno 16, sapremo poi come verrà dirottato l'attenzione sul tecnico. Bene, poi c'è un Godica San Demiano che potrebbe cambiare denominazione, ma soprattutto con San Demiano che potrebbe acquisire il titolo del Godica se il Godica non riuscisse a tenere la categoria. Di questo ne parliamo magari la prossima settimana, magari con lo spazio appunto che Flavio Cipriani avrà dedicato proprio alla finestra sul calciomercato. Noi insomma insieme a te Flavio abbiamo sparato quest'oggi una serie di nomi, vedremo se andranno in porto oppure no. Allora, diciamo l'ultimo? Andrea Pagan al 90% rimane il Porto Tolle, il Delta Porto Tolle. Perfetto, benissimo, chiudiamo qui, noi ci risentiamo prossimamente. Grazie Flavio Cipriani. Grazie a voi. E noi chiudiamo.